partite di Enrico in Piazza Mazzini, il mini market più figo in assoluto, dove c'è la gastronomia, la pizza da sport, la pizza al taglio. Lanciamo subito le partite di Republic League. Rimanete con noi, Republic League, Andrea Rossi. Sì bambini, Andrea Rossi, Republic League, Marina Santa Croce contro Mise Place 08, la settima giornata del Republic League One. Via subito alle immagini del match. Qui avremo due telecamere, mentre per le restanti partite ne avremo solo una perché c'era troppa umidità. Partita bagnata, partita fortunata. Enrico Bragato con una mina di sinistro apre le danze al quinto minuto per i Mise Place. Mise Place 1, Marina Santa Croce 0, con la bomba di sinistro di Bragato. Poi ancora il gol, quinto Salvatore insacca il 2-0 dalla sinistra con un sinistro che non lascia scampo al portiere Satta Valerio. E il 2-0 di Mise Place che si ripetono, palla ribattuta al centro, disimpegno sbagliato e Morando a segnare di sinistro su collaborazione del portiere. Naturalmente tutti i gol non sono esattamente giusti perché i numeri non sono quelli nella lista, nel senso i numeri di quelli che hanno segnato non sono i numeri veri. Intanto Guido Salvatore, che sicuramente non è stato lui, segna un altro gol al secondo minuto del secondo tempo dopo la ribattuta del portiere Satta Valerio. Marina Santa Croce ancora 0, che stanno perdendo di 4 gol. Il tunnel di Enrico Bragato ai danni sempre di Satta Valerio per il 5-0 dei Mise Place che non si fermano, sempre al settimo minuto, sono passati 15 secondi, un altro gol, stavolta è Mauro Polita a segnare di destro. Non si è visto tanto, ma comunque la telecamera è bagnatissima per la serata. Ancora andiamo al 15° minuto, il gol del numero 17, non si sa chi sia. Intanto c'è una bellissima parata di Satta Valerio, ne ha fatte molte in quella serata, non è servito a nulla perché la sua squadra non è riuscita a segnare. Intanto il gol di sinistro dopo essersi liberato ancora di Enrico Bragato, è il numero 17. Se non è Enrico Bragato scrivete nei commenti chi fosse il numero 17. Andiamo con l'ultimo gol al 19° minuto del secondo tempo. Simone Bassetto chiude così le danze per i Mise Place che vincono 8-0 e tornano a sorridere centrando di nuovo la vittoria. Adesso vediamo le immagini mentre le squadre lasciano il campo in mezzo ad una telecamera umidificata. Un po' di pubblicità, torniamo tra un attimo con la seconda partita di mercoledì 26 novembre. Signori, questa è Republic League, io sono Andrea Rossi, rimanete qui. Dal nostro sponsor Zio Berto, il chiosco sulla spiaggia. Lanciamo subito le partite di Republic League. Beh, ha vinto. Salute. È a vostra, Fiori. Sì, Faro Pagoda contro Goccia di Carnia, finita 8-0 per il Faro Pagoda, neanche male per i Goccia di Carnia, perdono solo 8-0 contro, no scusatemi, 17-4, è 17-4, ho sbagliato io a scrivere. Subito via il match, Faro Pagoda con la casacca blu, mentre con la casacca granata i giocatori di Goccia di Carnia. Intanto Jordi Pastrello segna, il portiere si era già buttato per terra e intanto Pastrello sulla sinistra insacca in rete. È giusto così, Pastrello deve segnare 30 gol a partita. Davide Martin segna anche lui di destro, è un rigore in movimento il suo Davide Martin al secondo minuto, che si ripete all'8° minuto dopo appena 6 minuti, e lui è Davide Martin a segnare questo gol. C'è scritto Jordi Pastrello, invece è Davide Martin col sinistro, non lascia scampo al portiere Nicola Bragato. Ancora via con le immagini del match, ancora gol, Davide Martin riesce a trovare una traiettoria impossibile col sinistro, ancora lui Davide Martin, la tripletta al 10° minuto del primo tempo dopo appena 20 secondi. Jordi Pastrello, abbiamo assegnato tutti i gol a lui, ma in realtà gli ultimi 3 gol erano di Davide Martin. Jordi Pastrello segna la sua doppietta al 14° minuto, si ricorda che ne deve segnare 100 in mezzo all'umidificazione della telecamera. Jordi Pastrello segna ancora di sinistro, non può segnare di destro perché lui il gol è valido solo
solo se li segna di sinistro in mezzo alle gocce di Carnia, non è proprio una goccia di Carnia, una goccia d'acqua. Diego Libiati riesce a metterla dentro di sinistro per il gol che accorcia le distanze al 19esimo minuto. Al 22esimo minuto ancora gol di goccia di Carnia, che tornano a sperare, ma è troppo tardi perché alla fine del primo tempo è Laurens de Velde a segnare questo gol per i goccia di Carnia. L'acquisto è il gioiello dei goccia di Carnia, Laurens de Velde, che fa strage nel campionato Republic League Regular Season. Intanto Marco Trevisan, Gael Gimmi segna ancora, in ogni partita deve metterci lo zampino per il Faro Pagoda. È lui, Trevisan, che Alexia gli ha dedicato la canzone Gimme 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 Marco Trevisan, Gimme Love. Ancora Davide Martin segna nel secondo tempo, il suo poke personale è Davide Martin di Cassavio a segnare questo gol. Ancora Jordi Pastrello da Cavio riesce a trovare un gol girandosi di destro, oh fiori. Jordi Pastrello ha segnato anche di destro, potrebbe segnare anche col culo. Jordi Pastrello intanto segna ancora, strano, è lui che segna una caterba di gol che pastrellizza completamente i goccia di Carnia, che al sesto minuto tornano in gol con Marco Mursi. Non è il suo cognome Mursi, ma se mi fate le firme sulle liste e non scrivete in stampatello, io posso capire solo Mursi. Ancora Davide Martin che ha scritto bene il suo nome in lista. Wow, la manita di tacco, che golasso quello di Davide Martin. Ancora immagini del match con un altro gol di Jordi Pastrello, sempre di sinistro, sempre lui, Jordi Pastrello. È il Toro a segnare questo gol. Ancora Paolo Pagoda che non si fermano, Valentino Molino deve ancora buttarla dentro e pam, la butta dentro così tutto da solo sulla sinistra, di sinistro Valentino Molina, il suo gol. Ancora gol Jordi Pastrello che ne ha segnati 122 in questo match. Strano perché nell'altro match ne ha segnati 149. Jordi non va mica tanto bene. Diego Libiati al 15esimo minuto accorcia ancora le distanze con una punizione che lascia lì il portiere. Non era Diego Libiati perché era troppo alto, ma naturalmente mi hanno scritto le firme dei nomi della lista. Andiamo a vederci gli ultimi due gol al 18esimo minuto. E Gimmi, Marco Trevisan, con la collaborazione di Alexia, riesce a segnare la sua doppietta personale. Andiamo all'ultimo gol, il numero 14, Valentino Molina segna la doppietta, doveva ancora segnare in questo match. Tac, gol uguale a quello di prima, solo da angolo diverso. E finisce così la partita. Faro Pagoda sempre primi in classifica nel campionato over 35. In questo testa coda vincono 17-4 contro gli ultimi classificati goccia di Carnia. Io sono Andrea Rossi, questa è Republic League, un po' di pubblicità, torniamo tra poco con le immagini del match. Rimanete qua, mettete mi piace, condividete, commentate Republic League. Lollipop di Piazza Aurora, bravo sponsor delle Republic League 2020. Lanciamo subito le partite di Republic League. Campionato over 35, i marmitoni di Stefano Castaldon si aggiudicano il match contro le Gardine Fornis per 5-2. È proprio lui con la casacca fluorescente, non ha più il berretto fluorescente perché me l'ha regalato. È Stefano Castaldon, i marmitoni dall'altra parte, da questa parte del campo invece le Cantine Fornis con la casacca verde. Via subito al match, alle immagini più belle. In porta per le Cantine Fornis c'è Pikachu che non può niente contro Alberto Belloni, che è da solo in centro, deve solo appoggiarla dopo l'assist del compagno che scarta portiere, scarta parenti, amici, scarta anche il Presidente della Repubblica e la mette in gol. Castaldon si fa vedere in avanti, prova a dare un assist, sbaglia tutto, Castaldon riesce a riprenderla, fa un assist involontario, Alberto Belloni di sinistro gliela mette sotto le gambe al portiere Pikachu che non è il suo nome vero naturalmente, ma Alberto Belloni è il nome vero del marcatore. Andiamo al secondo tempo, ci sono ben 5 gol come questo di Radu, come se Calgasegna, ragazzi, come se Calgasegna, cioè che se li va da Balga ti dà alto e Castaldon cade da solo per terra all'indietro, un gol da antologia. Io balbetto un po' perché il portiere sbaglia, Alberto Belloni segna la sua tripletta al 4 minuto del secondo tempo. Marmitoni 3, Cantine Fornis 1, all'11esimo minuto ancora gol di chi? Delle Cantine Fornis, lo segna il numero 9 Melo, Diego Melo, così non riesce a trattenere Castaldon, gliela mette là Diego Melo. Il gol di Diego Melo all'11esimo minuto porta il risultato sul
2-3. 18° minuto, si chiude la partita, ripartenza velenosa, quella dei marmitoni, corre da solo il giocatore da palla Filippo Franzin, che ancora sotto le gambe di Pikachu trova il quarto gol per i marmitoni. Marmitoni 4, Cardine Fornis 2, 20° minuto, ancora Filippo Franzin in superiorità numerica, chiude così il match. Sul secondo palo la chiude, voi non sapete dove andare, state sul secondo palo, aspettate la palla e mettetela dentro, proprio come ha fatto Filippo Franzin, che regala la vittoria ai marmitoni per 5-2, che sorridono un sacco, mentre i Cardine Fornis sono un po' più tristi per questo risultato. I marmitoni che hanno vinto per 5-2. Da segnalare il gol a caso di Radu, mentre Gastaldo faceva le capriole all'indietro per terra. Io sono Andrea Rossi, metti mi piace al match, un po' di pubblicità, torniamo tra poco. Qui dal Bistro 31 a un passo da Piazza Mazzini a Jesolo Lido, tra mezzini buonissimi, una cicchetteria allucinante, birre da tutto il mondo, una più buona dell'altra. Lanciamo subito le partite di Republic League. Saluti. No, ma non sei venuto fuori, ne tranquillo, no? Sì, ancora Republic League, Alemar contro Long John Pub. Il Long John Pub si aggiudicano il match di misura per 3-2 contro gli Alemar. Via subito al match, Alemar con la solida casacca celeste e blu, mentre i Long John Pub con la casacca granata. Via subito al match, al 6° minuto il gol degli Alemar che apre le danze. Poi per rivedere un gol dovremmo aspettare il secondo tempo. Le apre le danze chi? Marco salta la macchia da calcio d'angolo, si fa vedere, è l'ultimo uomo dietro, la bomba, ma che gol! Giocava come non segnava mai così, Marco salta la macchia che segna un euro gol dalla distanza da ultimo uomo. Secondo tempo il pareggio di Mazzuia che deciderà il match con una sua tripletta e la bomba che passa attraverso le linee difensive della barriera che aveva messo Brian Gugliotto per il gol dell'1-1. Ancora ripartenza qui degli Alemar e di Long John Pub, scusatemi, è il secondo gol di Marco Mazzuia, è il giocatore giapponese preferito dalle ragazze delle Republic League One. Naturalmente non ci sono ragazze che guardano Republic League, quindi non è solo lui. Poi Mazzuia Marco segna la tripletta per farmi smettere di balbettare, riesce a trovare la collaborazione del portiere, il numero, poi la mette dentro di testa da distanza ravvicinata. Chi è lui? È Marco Mazzuia. Poi l'ultimo gol sullo scadere lo segna Mattia Polo, è troppo tardi, prende la palla, la porta al centrocampo, ormai la partita non ha più niente da dire. Alemar che perdono per 3-2 contro il Long John Pub di Marco Mazzuia che segna un hat-trick che regala 3 punti ai Long John Pub. Io sono Andrea Rossi, metti mi piace, commenta se ho fatto qualche errore nella lista, se non ti sono piaciuto scrivi quello che vuoi qua sotto, io ti ringrazierò. Ancora un po' di pubblicità, torniamo col prossimo match, quello del 27 novembre, settima giornata. Cos'è questo? È il Moto Center di Mirko Capovilla, situato in via Levantina Jesolo, e proprio da qui, dal nostro proud sponsor di Republic League, lanciamo subito le immagini delle nostre partite. È l'ultima partita della settima giornata, sono i Marziangolo che perdono per 8-2 contro i vecchi capovolti nel campionato over 35. Sono sempre io, Andrea Rossi, bambini, quello che balbetta mentre fa le telecronache delle vostre partite, del vostro torneo preferito, il torneo più figo del nord-est e se non di tutta Italia. Ale Vecchiato segna l'1-0, si vola da solo in mezzo a 2 uomini, c'è l'uomo libero sulla sinistra con un po' di egoismo, la mette dentro di sinistra al 3° minuto del primo tempo. Pareggio che non tarda ad arrivare dei Marziangolo dopo appena 2 minuti al 5° minuto di partenza sbagliata dei vecchi capovolti, e Daniele Pavanello fa fuori così Claudio Sandron con un tiro preciso di destro. È l'1-1 al 5° minuto del primo tempo. Al 10° minuto vecchi capovolti che provano a capovolgere la partita, ci si riporta in vantaggio con Domenico Laforgia, il pupone, tocco sotto il gol contro il portiere Zamberlan Mattia. Vecchi capovolti 2, Marziangolo 1. Pareggio che arriva dopo 2 minuti, lo segna il numero 2
Ancora lui è Begai Ali, non è Daniele Pavanello, era il numero 12, è Begai Ali che ha segnato anche i gol di prima. Il nazionale l'ex nazionale albanese riesce a segnare così su calcio di punizione. Perché dico che è l'ex nazionale albanese di calcio a 5? Perché ha giocato con la nazionale di calcio a 5 ufficiale dell'Albania, mica roba da poco. Poi Domenico Laforgia segna la sua doppietta, lui ha giocato nella nazionale di Cafornera. Ad ogni modo, 15° minuto, il gol della Forgia, Pupone riporta in vantaggio i vecchi capovolti. Sempre nel primo tempo il gol del 4-2 di Marco Taffa di destro lascerà il portiere che sembra cantare alleluia, alleluia, e mettere a posto le lampadine sopra sulla traversa di porta. Ancora il gol, i vecchi capovolti che Nisse ferma, provano il contrasto di cattiveria. Alevecchiato a porta sguarnita, la mette dentro di destro. Incredibile che Alevecchiato faccia gol di destro, è la sua doppietta personale dopo la doppietta di Laforgia. Ancora nel secondo tempo gli ultimi 3 gol dei vecchi capovolti che chiudono così la partita per 8-2. Siamo su 5-2 perché Joar Lazzariglio riesce a segnare. Lazzariglio, io non mi ricordo il tuo nome, se tu mi scrivi se tu mi fai la firma mi non posso capire con quel che sia il tuo nome. Comunque Lazzariglio segna il 5-2, poi arriva anche il 6-2 dai piedi sempre di Domenico Laforgia, il pupone, che segna così la sua tripletta personale. Si porta il pallone a casa e invece no, perché il pallone costa soldi. Poi al 25° minuto, sullo scadere del match, arriva l'ultimo gol di Capovolti, lo segna Ugo o Olio, perché ha fatto la firma sulla lista, perché mi può scrivere bene, c'è un'incertezza in mezzo all'area. Poi Ugo o Olio la mette dentro, finisce così la partita. Vecchi capovolti che vincono per 8-2 contro i Bar al triangolo e tornano a sorridere in questo campionato over 35. Andiamoci a vedere la classifica della Republic League One, perché non ho quella del campionato over 35 dopo naturalmente la pubblicità. Splendida piazza 24 maggio di Jesolo Paese, ringraziamo il panificio Visentina e lanciamo subito le partite di Republic League 2020. Ultima partita della 7ª giornata, AC Minestrone contro la Seleção. La Seleção che vince per 4-2 contro gli AC Minestrone. Via subito al match la Seleção con la casacca gialla, mentre AC Minestrone con la casacca blu. Via subito ai gol. La cosa più importante al 10° minuto, l'unico gol del primo tempo lo segna la Seleção con la casacca gialla. Chi è che lo segna? Il numero 10, Gramauta Federico, un nome affezionatissimo al gol in questo Republic League Regular Season. L'1-0 della Seleção contro gli AC Minestrone, mentre Rutto è il gol di Federico Gramauta. Andiamo al secondo tempo. Al 5° minuto segna ancora lui, è il numero 77 a segnare. Mazza scusa Diego su ripartenza, si trova tu per tu col portiere dopo aver passato l'avversario. Il portiere prova una mezza pirouetta per parare, non riesce ad arrivarci. Marchioro Alberto, è il gol di Diego Mazza scusa. Al 6° minuto il 3-0 sempre dai piedi della Seleção e dai piedi di Diego Mazza scusa, da solo di precisione lamenta di incrociare una palla lenta, piccola, che va ad insaccarsi nell'angolo più distante del portiere. Sì, balbetto. Poi ancora il gol, stavolta è Donato Santo Donato. Guarda, sentite che bel nome, Santo Donato segna al 9° minuto l'1-3 degli AC Minestrone che accorciano le distanze. 10° minuto chiude la pratica la Seleção, potrebbe chiuderla col 4-1 di Manuel Conforti, che chiude così il match fino al 14° minuto, dove c'è l'ultimo gol, quello degli AC Minestrone, numero 2, Mior, sembra Mior, sembra un gatto, Mior, scrivimi il nome, ma vabbè, anche Mior, va benissimo, segna dopo il fallo che il giocatore della Seleção provava l'accoppiamento col giocatore degli AC Minestrone. Non si può geneticamente tra avversari avere bambini, e soprattutto tra uomini non si può avere bambini. Io l'ho scoperto proprio l'altro giorno con il mio compagno. Mior segna il 2-4 per gli AC Minestrone su calcio di punizione. Finisce così il match con l'invio di Marchioro Alberto, di Pizzolato Alessandro. Finisce così la Seleção 4, AC Minestrone 2. Adesso possiamo vederci le classifiche delle Republic League Regular
regular season per capire come sono messe un po' queste squadre. Finisce così la partita, andiamoci subito a vedere le classifiche. Non posso aspettare altro, non vedevo l'ora di dirvi come sono messe le squadre in classifica. Questi sono i risultati della settima giornata del campionato del campionato delle Republic League, sia over 35 che regular season. Michael Abbigliamento primi a 18 punti, Lido 77 secondi, Capovoldi solo a un punto. Dietro con i Royal Oak, campionato over 35, Faro Pagoda sempre più primi, Marmitoni secondi con i vecchi capovolti. Io sono Andrea Rossi, metti mi piace, commenta e condividi Republic League in modo